Antonio Alba e Simona Frenna hanno fatto rinascere un luogo davvero magico per chi ama la bellezza, nel cuore della Valle dei Templi. Parliamo dello Stelai, dove ieri sera è stata presentata la prima dello spettacolo Picciotti Show, dedicato alla Sicilia con la regia di Marco Savatteri e un cast di giovani attori che ad ogni esibizione ricevono gli apprezzamenti del pubblico. Lo Stelai è diventato un sito di grande richiamo perché è possibile trascorrere nella location una serata all'insegna del bello e del gusto. Dicevamo della coppia che ha fatto rinascere la struttura. Lei, Simona Frenna, con un passato da attrice che l'ha vista a fianco di celebri personaggi dello spettacolo, e il marito Antonio Alba, un imprenditore dalle idee chiare che si è impegnato e si impegna ogni giorno per aumentare la permanenza dei turisti, perché il soggiorno di una sola notte ad Agrigento non può bastare. Da qui gli sforzi per continuare. Allora Simona, parliamo della novità che voi offrite a chi sceglie di trascorrere una serata in questa vostra magnifica location. Grazie, sì, dopo il successo del Simposio degli Dei abbiamo voluto offrire un'altra opportunità di vivere la Sicilia, un altro racconto, questa volta più popolare, più leggendario, sempre con la regia di Marco Savatteri e i performer della Savatteri Produzioni, perché si sono rivelati speciali e abbiamo avuto un successo straordinario che non ci aspettavamo, e quindi perché non offrire un'altra possibilità di vivere la nostra terra. Ecco, offrite anche da questa sera un menù diverso. Sì, assolutamente. La nostra caratteristica è proprio la cena spettacolo, quindi la cena abbinata allo spettacolo, mentre il simposio era tutto basato sul gioco dell'antica Grecia, sia come spettacolo che come cucina. Questa volta, avendo appunto un racconto più popolare, abbiamo deciso di abbinare un menù di cucina siciliana tipica, quella proprio che affonda le radici nelle nostre tradizioni più antiche. Ecco, benissimo, andiamo ad assaggiare lo spettacolo e il menù. Questa è l'esperienza che vogliamo far vivere al turista, assaporare la Sicilia da ogni punto di vista. La nostra speranza, che poi è più quella di mio marito, che è il visionario di questo progetto, è quello di permettere al turista di rimanere ad Agrigento. Agrigento non deve essere più una meta di sfuggita, deve essere invece al centro del viaggio, perché ci sono troppe cose belle da vivere ad Agrigento e nella sua provincia, e quindi il turista deve venire, vivere diversi giorni e avere il tempo di vedere tutte le bellezze che noi possiamo offrire, perché sono tante. Per quanto vi riguarda ci state riuscendo? Ci stiamo riuscendo, ma c'è ancora tanto da fare, c'è da fare rete, noi facciamo più proposte possibili perché il nostro sogno è veramente quello. Sì, in parte ci stiamo riuscendo, però come dice sempre mio marito, c'è sempre da fare, si può fare sempre meglio, e dobbiamo sempre guardare in alto. Picciotti Show, uno spettacolo dedicato alla Sicilia in questa meravigliosa location, stessi ragazzi del Simposio degli Dei. Questo è un Decameron tutto siciliano che vuole essere un'antologia per i turisti, ma anche per far riscoprire agli agrigentini la bellezza, la forza e i contrasti della nostra meravigliosa terra, questa maledetta e stupenda Sicilia. Le coreografie sono di Giovanni Geraci, la direzione vocale e corale di Giulia Marciante. I brani che abbiamo utilizzato, la maggior parte di essi, provengono da un disco meraviglioso di Francesco Giunta, un grande maestro, e poi abbiamo fatto tanti omaggi a tanti artisti siciliani. Le bellissime scenografie sono di Valerio Vella, che ci raggiunge con assistente Paolo Tuzzai, dico bene, e i costumi di Valentina Pollicino, e naturalmente questi performer straordinari che ci seguono in ogni follia. Senza di Dio, come potessi fare? Amori, 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 non ci fanno tempesti, astutari, st'amori. Ramuzzi profumati